Si è presentata al pronto soccorso con sintomi importanti che poi gli accertamenti hanno correlato al morbillo. Una ventenne domiciliata a Montebelluna non vaccinata contro il virus del morbillo è ora ricoverata all'ospedale. È ovviamente una patologia infettiva importante, tant'è che la persona poi è stata ricoverata in malattie infettive perché presentava una reazione esantematica importante e poi soprattutto febbre alta. Il patogeno si trasmette per via aerea ed ha una contagiosità molto elevata. L'alto rischio epidemiologico di diffusione nell'area del distretto di Asolo, dove la copertura vaccinale è insufficiente, in particolare nell'età pediatrica, ha fatto scattare nell'ULSS 2 le azioni di prevenzione del caso e la forte raccomandazione alla vaccinazione che, assieme a parotite e rosolia, rientra tra quelle obbligatorie dal 2017. È una vaccinazione che viene proposta e qualche genitore non aderisce, quindi il consiglio che noi diamo, ne abbiamo parlato, ringrazio anche i sindaci per la loro disponibilità, anche oggi in conferenza di sindaci con il dottor Bonsembiante e il dottor Gentili, che bisogna assolutamente che nell'area dell'Asolano i bambini da un anno fino a 6 e gli adulti fino a 30 anni non vaccinati che possibilmente si vaccinino e sono a disposizione ovviamente i nostri centri vaccinali del Dipartimento di Prevenzione.